Buongiorno da Rosolina, oggi seguiamo l'assemblea plenaria dei consigli comunali congiunti dell'area interna contratto di Foce e Delta del Po. Dopo saluti del sindaco Franco Vitali, sindaco del comune di Rosolina, di Cristiano Corazzari, l'assessore al territorio, cultura e sicurezza della regione del Veneto, e di Francesco Calzavara, assessore alla programmazione, seguiamo la presentazione dell'accordo di programma quadro APQ, strategia d'area interna, contratto di Foce e Delta del Po, presentato da Giancarlo Mantovani e Laura Mosca del coordinamento tecnico del consorzio di bonifica. Quello poi di lasciare un qualche cosa che durasse nel tempo, ed ecco appunto la legge regionale. E vi dico questo prima di introdurre i nuovi relatori, perché il percorso che abbiamo fatto noi tutti, insomma, che ci occupiamo del nostro territorio da anni, sappiamo che ci troviamo presso il consorzio di bonifica, che è il nostro cuore pulsante, per il quale fa circolare l'acqua in questo territorio, dell'elemento più importante, cari consiglieri regionali e onorevole europarlamentare. Noi la viviamo questa terra perché abbiamo 38 impianti idrovori, 600 km di canali e spendiamo 2 milioni di corrente elettrica all'anno per tenere asciutti questi terreni. Quindi il consorzio di bonifica è il nostro cuore pulsante e noi ci troviamo in quel consorzio sempre per ragionare di problemi, fino a quando a un certo momento, per l'induzione di questi sindaci, ci siamo trovati per pensare al futuro, per vedere di programmare e di mettere dei progetti perché non fossero più a subire i progetti comunitari, non fossero più a subire la programmazione regionale, ma mettere lì sul tavolo alcune proposte, ed è il nostro percorso che ci conduce qui oggi. Ed è per questo che do la parola ora a Giancarlo Mantovani e Laura Mosca, che ci hanno accompagnato come tecnici durante questo lavoro. Penso che parlerà soltanto Laura Mosca e ci presenterà la nostra APQ. L'APQ è praticamente la strategia d'area. L'APQ, cioè accordo di programma quadro, è lo strumento attuativo della strategia nazionale aree interne nel Delta del Po, che per noi è la strategia del cambiamento, così come l'hanno pensata i sindaci in questi anni. Di un percorso che vedete lungo, abbiamo voluto proprio rappresentarlo con una timeline che a colpo d'occhio fa anche un po' paura, perché dal 2014 ad oggi, quando ci troviamo oggi in questo periodo, insomma ci sorridiamo anche sopra, è stato un percorso faticoso. Il sindaco diceva prima, abbiamo litigato non solo voi sindaci ma anche noi tecnici, perché a volte insomma non era facile interfacciarsi con un iter procedurale complesso. La strategia nazionale delle interne 2014-2020 fu voluta dall'allora ministro Barca nell'accordo di programma Italia come strategia del cambiamento per le aree marginali, cioè le aree con problematiche non solo idrogeologiche o legate all'assetto ambientale, ma problematiche proprio di isolamento, di lontananza dai principali servizi di cittadinanza, quindi sanità, scuola, mobilità, le aree proprio in difficoltà. All'epoca era ed è stata fino a ieri praticamente una strategia sperimentale del governo centrale, adottata dalle regioni e arrivata sui territori. Dal prossimo ciclo programmatorio 21-27 la strategia nazionale aree interne diventa politica strutturale dello Stato, quindi entra a sistema grazie a questa sperimentazione che abbiamo fatto anche noi nel nostro piccolo, entra a sistema non solo riconosciuta nel programma nazionale di ripresa e resilienza, quindi la sezione delle politiche di coesione contiene un budget per le aree interne, le 72 tra cui anche la nostra, ma anche quelle nuove che si candideranno nel 21-27. E gli stessi programmi strategici del 21-27 avranno un riconoscimento di finanziamenti anche per appunto le aree interne. Quindi abbiamo un po' scontato, ecco perché un iter così lungo, il fatto di essere sperimentali, perché insomma bisognava
sperimentare sul campo e con l'esperienza delle piccole realtà comunali, anche intese proprio come uffici comunali, certe procedure, la costruzione di un grande progetto che per noi è di 22 macro interventi che sono appunto il contenitore, il contenuto dell'accordo di programma quadro dell'APQ. L'accordo di programma quadro quindi è questo strumento attuativo ed è la scatola degli attrezzi di partenza per la conferenza dei sindaci, perché lì si attinge per la strategia di indirizzo di sviluppo del territorio e si attinge anche su quelli che sono gli interventi ritenuti prioritari, i 22 macro interventi. Grazie alla conferenza, che darà stabilità in fase di attuazione della strategia, ci sarà la possibilità poi anche di implementare questa scatola degli attrezzi, quindi di aggiungere, di capitalizzare, di migliorare anche strada facendo con altre azioni. 4 tappe, l'iter di processo per tutte le aree interne d'Italia. L'accordo di programma quadro è l'ultima tappa, quindi noi siamo finalmente in fase di attuazione. Da marzo l'accordo di programma quadro è stato sottoscritto dal governo centrale con diversi ministeri coinvolti ed è stato sottoscritto anche dalla regione con l'autorità di gestione a cui è stato dato il capofilato, insomma, per la strategia nazionale alle interne, quindi l'autorità di gestione del Porfesr, e da ovviamente il territorio, quindi il sindaco referente a nome e per conto di tutti i sindaci dell'area. L'accordo di programma quadro quindi è ufficialmente pubblicato nella delibera, come bozza nella delibera di giunta regionale del 2020 e c'è stata data nota di avvio della procedura finanziaria a marzo del 2021. Le risorse messe a disposizione dal governo centrale e attraverso la regione Veneto con i programmi strategico-finanziari, vedete che riferiscono ai fondi strutturali, le risorse sono in totale 8.892.000 euro, suddivisi sui 22 interventi e macro interventi che dopo vediamo. Di questo pacchetto una parte deriva dalla legge di stabilità nazionale, quindi 3.740.000, che è il budget che viene è stato dato a tutte le 72 aree d'Italia per interventi di miglioramento dei servizi essenziali di cittadinanza, quindi mobilità, scuola e sanità, mentre gli altri appunto attingono dai programmi strategico-finanziari regionali e quindi riferiscono all'agricoltura più che non alla pesca nel nostro caso, che siamo riusciti ad avere anche l'operatività dentro al fondo della pesca, ma poi allo sviluppo sociale, economico e al fondo FESR per quanto riguarda il turismo. Questi sono i 22 interventi, cioè un po' l'organizzazione di come sono state distribuite le risorse, come vedete, quindi 2 macro tipologie d'azione, ambiti tematici. Il primo, che attinge dalla legge di stabilità nazionale, è l'adeguamento dell'offerta dei servizi di cittadinanza, quindi ci sono interventi in campo sanitario, socio-sanitario, interventi per quanto riguarda la scuola, servizi per la scuola, servizi per la mobilità intesa come trasporto pubblico locale, perché ovviamente uno dei principali problemi delle aree interne è quello di avere difficoltà nei collegamenti, essendo marginali rispetto ai centri principali di servizio. Ovviamente un budget viene riconosciuto anche all'assistenza tecnica, perché c'è bisogno di gestire queste risorse e di rendicontare le spese, soprattutto per quanto riguarda appunto il contributo nazionale. C'è poi un pacchetto di azioni che riguardano i progetti per lo sviluppo locale, che attingono appunto dai programmi regionali che dicevo prima, per un totale di contributo pubblico che è di 5 milioni di euro. Ovviamente per quanto riguarda PSR, Porfesr, i programmi regionali, è previsto anche il cofinanziamento, un'aliquota privata. Il totale è di circa 15 milioni di euro, il motore che verrà messo in campo con la strategia dell'area interna nel delta del Po. Vado veloce su quelle che sono le 22 schede progetto, perché di fatto saranno poi presentate nel dettaglio nel mese di settembre a tutta la cittadinanza e saranno presentate proprio da quelli che sono i soggetti attuatori di queste schede di intervento, che hanno lavorato con noi nella costruzione appunto della progettualità.
si sono costruiti degli importanti gruppi di lavoro nella scuola, nella sanità, ma anche insomma nello sviluppo locale, proprio per riuscire a partire dai fabbisogni a dare le risposte, quindi la fattibilità al quadro logico e alle azioni. Tutte le azioni sia della sanità che della scuola sono di potenziamento proprio del servizio di base, di implementazione, di miglioramento dell'offerta formativa didattica, di creazione di nuovi percorsi tecnico-superiori, anche perché insomma qui di fatto l'offerta degli istituti superiori è carente e quindi questa idea di attivare un percorso invece tecnico-superiore dedicato a quella che è la vocazione insomma principale del territorio, cioè il turismo, è sembrata l'opportunità e anche la necessità, diciamo, principale. Per quanto riguarda la mobilità, come vi dicevo, si tratta di un miglioramento del servizio capillare a supporto del trasporto pubblico locale per i residenti, sostanzialmente con appunto il potenziamento della rete intercomunale di mobilità dolce, anche con nuovi mezzi appunto che saranno messi a disposizione attraverso comunque un piano della mobilità intercomunale costruito secondo criteri di sostenibilità. Per quanto riguarda l'agricoltura sono stati 3 bandi del BSR dedicati solo alle aziende agricole dell'area interna per un totale di 2 milioni di euro messi a contributo, grazie all'azione importante che hanno fatto le associazioni di categoria in fase preliminare all'uscita dei bandi, cioè proprio di animazione degli operatori e delle aziende agricole. I bandi sono andati praticamente, le domande sono state il doppio rispetto alla risorsa disponibile e abbiamo ottenuto tra le 4 aree interne del Veneto la miglior performance di spesa. Queste sono azioni già in corso di realizzazione, così come lo è quella della pesca. Siamo riusciti ad avere anche un contributo sul PO FEAMP, grazie all'azione importante che fa di collaborazione con il FLAG H Chioggia Delta del Po, che allora aveva come presidente il sindaco di Porto Tolle. Questo è un progetto importante, è una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul pescato locale, sulla filiera appunto corta anche nelle scuole, nelle mense scolastiche e oltre che in generale di valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio della pesca. Un altro pacchetto di azioni riguardano invece il turismo e sono finanziate nell'ambito con 2,5 milioni di euro nell'ambito del PORFESR. Allora, questo è un po' il pacchetto degli interventi a grandi linee. Ovviamente l'iter, come dicevo prima, siamo partiti da molto lontano, nel 2014, vi riassumo velocemente le tappe principali. È stata un'autocandidatura la nostra, diceva prima l'assessore Corazzari, l'unica area diciamo non di montagna, non solo del Veneto ma anche di tutta Italia. Non avevamo i requisiti secondo insomma, la regione, il governo centrale all'inizio, però abbiamo dimostrato in realtà di averli. È stata accolta la nostra candidatura e con una missione di campo nel 2014 ci furono riconosciuti proprio i requisiti di area interna, quindi siamo diventati di fatto una delle 4, vedete con Agordino, Comarico Sappada e Asiago, aree interne della regione del Veneto. Questa è un'immagine dell'istruttoria che fece il governo centrale con l'allora appunto referente Varca è saltato tutto? Ok, nella missione di campo in cui vennero appunto con rappresentanti di ogni ministero ad ascoltare i portatori di interesse sugli ambiti tematici strategici per il Delta. Fu presente anche la Regione del Veneto con le principali autorità di gestione dei fondi e come dire, ascoltarono proprio le problematiche e le idee per le possibili soluzioni. In quel contesto Varca in prima persona
riconobbe che avevamo le caratteristiche, questo poi fu sottoscritto con un documento ufficiale nazionale e regionale e fu proprio riconosciuto nel contratto di Foce, cioè quel progetto strategico che comunque i comuni avevano già in corso dal 2012, fu riconosciuto un progetto che poteva aiutare il territorio nella ripresa e nell'innescare il cambiamento che la strategia favoriva. Quindi di fatto poteva diventare, con il tema dell'acqua e della sua gestione come risorsa, il tema guida per il cambiamento e lo sviluppo del delta. Da allora poi, quasi subito dopo, grazie a un importante lavoro che fece anche il nostro l'onorevole Crivellari, all'epoca facente parte del governo, del Parlamento, fummo riconosciuti come area sperimentale nazionale nel 2018, quindi tra le 72 aree interne d'Italia, come vedete, 3, noi Valchiavenna Lombardia e Valsineto in Sicilia, siamo stati riconosciuti come area sperimentale nazionale, quindi con un'attenzione particolare da parte del governo, proprio dei ministeri coinvolti, grazie alle peculiarità di questo territorio, non solo ambientali ma anche proprio socio-economiche, oltre che appunto alle caratteristiche di presa di posizione anche premiate per l'autocandidatura e quindi per la forza, l'impegno e la volontà riconosciuta ai sindaci. Le tipologie di intervento previste dalla strategia le abbiamo già viste prima nel nostro caso. Ovviamente il cuore di tutto questo percorso, di quello che è stato fatto dalla prima tappa in poi, è la partecipazione. È stato quindi il fatto di coinvolgere e di costruire questa strategia d'area con il territorio, con chi vive ed opera qui, con gli operatori economici, con le istituzioni, con gli enti che gestiscono magari altri progetti, altre strategie, altri fondi, tipo il parco, tipo il consorzio di bonifica, insomma una squadra che ha imparato anche nel caso appunto dei portatori di interesse a lavorare insieme, a trovare il sistema, il modus operandi proprio di squadra. C'è stata quindi la bozza di strategia, vedete un percorso partecipativo a tutti gli effetti, ci sono stati dei laboratori sullo sviluppo locale molto importanti che hanno di fatto aiutato e favorito anche la costruzione di altri programmi strategici, tipo quello del Flago, tipo appunto altre progettualità come quella dell'OGD del parco. È stata, dopo la bozza di strategia, c'è stata la seconda tappa del preliminare che è stato consegnato, approvato nel 2019. Vedete come si passa senza tanto, come dire, da un anno all'altro facilmente, quindi, perché poi c'è tutto un iter, come dire, di istruttorio che passa da regione, da governo, da osservazioni, da controosservazioni, da risposte, quindi insomma di fatto i tempi sono stati questi. Il preliminare di strategia ci ha consentito di lavorare molto più nel dettaglio con i gruppi di lavoro che nel frattempo si sono formati per la scuola. Questa è un'immagine dei dirigenti scolastici all'opera, insomma anche poi con il coinvolgimento di docenti che si sono messi a costruire le schede, lo stesso per la mobilità e lo stesso poi per la sanità. La tappa successiva è stata la strategia d'area, questa approvata a giugno del 2019, e la coprogettazione finale con la Regione e il Governo per le 22 schede intervento, che sono quelle che ho illustrato prima. Tornò poi una missione di campo a chiusura della strategia per effettivamente darci le indicazioni per la chiusura, e questo è il 2018. Allora, le tappe, l'iter l'abbiamo visto, la partecipazione è il cuore di tutto il percorso. Un altro cuore importante, ed è quello che è il motivo anche per cui ci troviamo qui oggi alla conferenza dei sindaci, sono i sindaci, cioè il fatto che la strategia nazionale aree interne chiese un impegno nel fare convenzioni e gestire in forma associata funzioni fondamentali, almeno 2 di regola,
ma anche servizi. Allora i sindaci intanto si sono identificati come tavolo di coordinamento permanente, hanno siglato 3 convenzioni, 2 sui servizi fondamentali, quindi sulle funzioni fondamentali del catasto protezione civile, e poi l'ultima nel 2018 per la gestione della strategia d'area in fase di attuazione per la costituzione dell'ufficio di piano. Il loro impegno è stato quindi fondamentale, proprio l'assunzione di una responsabilità territoriale forte e la costruzione di un nuovo assetto associazionistico e anche una nuova governance più stabile. Ci è venuto in aiuto, a parte insomma, la presenza fondamentale dei segretari comunali, anche Formes, per proprio accompagnare nella costruzione di quelle che sono state queste convenzioni, le 2 sulle funzioni fondamentali e la terza sulla gestione della strategia, come dicevo prima, l'ufficio di piano. Ecco, con la terza convenzione è stato anche consolidato il tavolo di coordinamento permanente dei sindaci ed è stata presentata la candidatura alla regione per il riconoscimento della conferenza, insomma, che è avvenuto con questa legge 12 del 2021 che ha illustrato prima l'assessore Calzavara. Quindi di fatto un percorso lento e che è partito da lontano, ma che arriva anche dal punto di vista dell'associazionismo della squadra dei sindaci a coronamento. Hanno anche costituito un ufficio di piano intercomunale proprio per riuscire a dare le gambe, la concretezza e la fattibilità alla strategia e alle azioni e riuscire anche dal punto di vista di gestione delle risorse ad essere maggiormente operativi e in sinergia. Sono in discussione altre convenzioni sui servizi, ma le vedremo un'altra volta. Questo è il primo consiglio comunale congiunto che è stato fatto, quello di oggi è il secondo, è stato fatto a Portoviro nel 2018, qui appunto è stato costituito il tavolo permanente dei sindaci ed è stata fatta la candidatura per la conferenza alla regione. Il ruolo del sindaco nelle aree interne, ma insomma in tutti poi i contesti territoriali e alla scala locale è stato già ampiamente definito dai sindaci e dagli assessori prima. Ovviamente hanno un ruolo strategico e fondamentale anche nella strategia nazionale aree interne, tant'è che appunto loro è stata riconosciuta anche una federazione nazionale di cui fa parte anche il nostro sindaco referente ed è di confronto sempre sull'attuazione delle strategie per lo scambio di buone pratiche. Allora, il percorso fatto, come avete visto, è stato un percorso lungo, anche faticoso. È stato un percorso importante per i sindaci che ha consentito loro di rendere più stabile la governance locale, la loro operatività, grazie al contributo della regione, insomma lo sarà ancora di più. È stato un percorso fondamentale per i territori ed è anche per noi tecnici, perché alla fine insomma ci siamo appassionati a questo lavoro e lo sentiamo proprio nelle vene. È stato un percorso di sostenibilità ed è una sfida di sostenibilità quella che i sindaci lanciano con la strategia d'area. Dei tecnici che ci avete messo a disposizione perché ci hanno supportato in tutto, per ogni ufficio dove siamo andati abbiamo trovato sempre, diciamo, risposte e aiuto ad ogni livello, quindi estendiamo loro il ringraziamento. Si è poi esteso il ringraziamento anche al nostro personale comunale. Le 2 figure che sono state più vicine ai lavori operativi sono la dottoressa Adriana Donà e la dottoressa Roberta Bonafè. Anche a loro un grande grazie. Dei sindaci, dopo questo lungo percorso, ogni volta che ci ritroviamo, come non abbiamo ancora visto, moscheo, cioè questi soldi arrivano o non arrivano, e quindi è la battuta ultima che ci diciamo, è che siamo fiduciosi insomma di arrivare a concludere il percorso che avete visto, cari colleghi consiglieri comunali, molto lungo ma corposo. E d'altronde consentitemi questa riflessione: io credo che una città di 54.000 abitanti non si fa in 2 giorni, ci vogliono anni e ci vogliono alcuni percorsi. Noi siamo una città da adesso in poi.